Buonasera e bentrovati con l'informazione di prealpina.it. Apriamo il telegiornale con la cronaca. Questa mattina a Varese un uomo di 50 anni che stava andando in bicicletta è stato colto da malore alla rasa e trasportato d'urgenza in codice rosso all'ospedale di Legnano. È successo in via provinciale Rasa alle 10:20. Il ciclista è stato soccorso dal personale sanitario del 118 intervenuto con automedica, ambulanza ed elicottero. Presente anche una pattuglia della polizia locale. Il trasporto a Legnano è avvenuto con l'elisoccorso. Qualche giorno fa un altro ciclista di Limbiate di 66 anni era stato colto da malore sulla salita del Piccolo Stelvio a Castiglione Olona ed era stato trasportato in ospedale dove era poi deceduto. Restiamo a Varese. Parte il nuovo contratto di affitto della Torre Civica, sulla quale una nuova società subentrata a Vodafone gestirà gli impianti della telefonia 5G. Vediamo il servizio della redazione. Quelle che vedete sono le immagini di qualche settimana fa quando vennero collocati sulla Torre Civica i nuovi impianti 5G della telefonia mobile. La giornata era nuvolosa, ben diversa da queste ferragostane, ma è ora, in piena estate, che parte il nuovo contratto di locazione per lo spazio in vetta alla torre destinato alle antenne. Il comune aveva predisposto una gara, se l'è aggiudicata la società Infrastrutture Wireless Italiane che subentra a Vodafone nell'uso della torre per gli impianti di copertura della rete. Quanto pagherà il comune per questo affitto? 22.000 euro l'anno. Pochi o tanti? Non c'è in realtà grande margine di trattativa dopo che è stato fissato un limite ai canoni di locazione per le antenne. Ora il comune incassa di meno che in passato, quando la torre valeva fino a 50.000 euro l'anno. Al Sacro Monte questa mattina saluto dell'arciprete Don Sergio Ghisoni che dal 1° settembre andrà a Vaprio d'Adda. Il servizio è della redazione. Oggi la comunità parrocchiale di Santa Maria del Monte ha salutato l'arciprete e rettore del santuario Don Sergio Ghisoni che dal 1° settembre assumerà la guida della parrocchia di San Nicolò in Vaprio d'Adda. Il 71enne sacerdote milanese, giunto al Sacro Monte 5 anni fa, rivolgendosi ai suoi parrocchiani, ha voluto esprimere loro un grazie sereno, commosso, sincero e cordiale per il cammino percorso insieme. Il momento più commovente della giornata è stato certamente al termine della messa, quando un chierichetto del santuario, Nicolò Cherubin, ha rivolto anche a nome degli altri ministranti il saluto al rettore. Per noi, ha detto il giovane, seppur col tuo silenzioso ma costante impegno, sei stato padre e maestro. Si moltiplicano gli avvistamenti di cinghiale in città, a Varese, dal Sacro Monte alle zone a ridosso del centro, gli ungulati ormai non conoscono confini. Ma l'ultima di queste apparizioni in branco nella notte tra ieri e oggi è davvero suggestiva. I cinghiali hanno bussato infatti all'ippodromo delle Bettole. Era da poco passata la mezzanotte e quindi le corse dell'ippica si erano appena concluse ed ecco che sono entrati in scena in via Galdino da Varese e poi in via Albani, arrivati presumibilmente dal Pratone tra l'hotel e le scuderie. È in corso il weekend lungo di Ferragosto e per chi è rimasto in città è irresistibile il richiamo del mare di Varese. Vediamo nel servizio come è andata al lido della Schiranna. Le immagini sono di Matteo Canevari dell'agenzia Blitz. Una domenica da Schirana Beach, per i varesini costretti a stare in città, la meta più gettonata per relax, bagni e abbronzatura è in riva al lago. Oggi Parco Zanzi, Lido e la riva appunto confinante con la Canottieri sono stati presi d'assalto. Del resto la temperatura afosa, non c'era una nuvola, per cui la Schirana è diventata la scelta naturale che fa sentire anche qui un po' in vacanza. Di estate in estate il rione sul lungolago ha acquistato attrattività pur senza grandi opere, ma con una novità che può fare la differenza, il ritorno della balneazione. C'è quindi da scommettere che la Schiranna farà il pienone anche martedì, giorno di Ferragosto. Dove vanno in vacanza i big varesini dello spettacolo? Ce lo racconta in questo servizio Diego Pisati. Abbronzatissime, per mare o al mare, l'estate delle varesine, delle attrici varesine. Elisabetta Pellini è in Sardegna e poi sarà a Rapallo da sua madre. Eliana Miglio, Argentario e Puglia, senza dimenticare un salto nella sua Luino. Noemi Bertoldi
riesce a unire l'utile al dilettevole perché è testimonial per una crociera e quindi passa la sua estate tra Barcellona, Palermo e altri porti. Mentre gli uomini, gli attori, la gente di spettacolo sceglie la montagna. È in montagna Premoli, Flavio Premoli nel Trentino, ed è in montagna Memo Remigi vicino al Monte Bianco. Per tutti il lavoro è a settembre, ma c'è anche chi, come Giancarlo Ratti, rimane a casa, rimane nella sua Varese, o chi, come Enzo Iacchetti, fa le vacanze a Maccagno. Andiamo ora ad Arona. È chiuso per siccità il ristorante Il Battello, ormeggiato sul lungolago, che ha esposto un cartello tra l'ironico e il curioso. Il servizio è di Maurizio Roberto. Chiuso per siccità. È il caso del ristorante Il Battello di Arona, ormeggiato sul lungolago, che ha esposto un cartello tra l'ironico e il curioso. Si legge: abbiamo toccato il fondo in tutti i sensi. Ci rivediamo a settembre se piove. Antonio Lembo, titolare del locale con specialità pugliesi, spiega: siamo qui dal 2019, ma non era mai capitata una situazione simile. Il battello è ancorato, ma non ha più acqua sotto la chiglia. In pratica è in totale secca e lo spettacolo intorno è tutt'altro che invitante per gli eventuali clienti. In più ci potrebbero essere problemi di stabilità, così abbiamo deciso di chiudere e andare in vacanza e di tornare a settembre se pioverà. Poco lontano c'è lo scarico del Rio San Luigi, ma per fortuna la foglia non sembra più scaricare nel Rio, perché il comune negli ultimi anni ha vigilato e ha fatto un buon lavoro. Il battello è in Lombardia, che per anni fece compagnia sul lago al Piemonte per poi concludere la carriera prima come nota discoteca e successivamente come ristorante. Fulmine di mezza estate sulla nazionale di calcio. Roberto Mancini si è dimesso improvvisamente dall'incarico di CT e parte subito il toto nomi per la successione dai principali allenatori senza contratto, Luciano Spalletti e Antonio Conte. L'annuncio probabile nelle prossime ore. Per Mancini 5 anni in azzurro vissuti sulle montagne russe, dal trionfo europeo di Londra al flop che ha negato la qualificazione ai mondiali del Qatar, seconda volta di fila per la nazionale dopo Russia 2018. Sulla prealpina in edicola domani l'analisi di Silvio Tranquillini. Intanto, sempre a proposito di calcio, si è da poco conclusa la partita amichevole del Varese a Olgiate Comasco con la Pro Novara. Successo per i biancorossi con un secco 3-0. Questa era l'ultima notizia, l'informazione di prealpina.it torna domani alle 19. Buona serata e buon inizio di settimana.